pallone recuperato da Spinale, Galassi si muove Del Sante, alla fine preferisce a servire Colonetti, quale apre per Manuel Spinale, il quale prova il cross e va a guadagnare un calcio d'angolo proprio nella finale, nella fase finale del primo tempo, 42esimo minuto, risultato 0-0, Monza sicuramente più intraprendente, Mantova che ha difeso bene, però di azioni pericolose verso Castelli non ce ne sono state. Vediamo Galassi, pallone dentro direttamente sul portiere, Mantova che ora deve alla svelta recuperare le posizioni, bravo Farina a recuperare palla, ad aprire nella zona di Galassi. Galassi ora chiede il pallone Manuel Spinale, attenzione Spinale, si ferma il capitano del Mantova, il pallone dentro la testa, gol del Mantova, 1-0, gol pesantissimo Giampaolo, pesante come il piombo, pesante come il piombo, pesante come me. Pesante ed importante perché avevo appena finito di catechizzare la formazione biancorossa per quella che era stata la sua pericolosità offensiva, invece qui è venuta fuori un'azione in velocità, Galassi per Spinale, Spinale ha ragionato, anziché scodellare immediatamente il pallone dentro ha trovato Del Sante liberissimo che è andato a schiacciare di testa e noi perdoniamo con questo gol Del Sante per l'espulsione di Venezia, vero Giulio? Ma l'avevamo anche perdonato qualche ora dopo, però gran gol, ma soprattutto grande azione di Manuel Spinale in questo gol pesantissimo del Mantova, pesante davvero, un vantaggio importante dei biancorossi costruito dopo una bella azione di Colonetti, che proprio quando noi dicevamo che faceva fatica a rimettere le azioni in profondità ha fatto quello che Frutti voleva, si è messo a disposizione del centrocampo, assist d'apertura per Spinale, il quale poi ha messo un pallone stupendo per Del Sante che di testa ha spedito nel sacco, quindi ancora gol di Spinale, ma ancora Mantova in attacco, attenzione, Colonetti ora lascia l'incarico alla punta vigiliana di arrivare sul pallone, fallo laterale in favore del Mantova, andrà a battere Bertin il fallo laterale. Si fa carico dell'azione ora Del Sante, l'autore del gol del vantaggio biancorosso va sul limite della bandierina, fischia il primo tempo, alla fine l'arbitro Marchesini di Legnago, il Mantova è in vantaggio per 1-0, gol di Del Sante nella partita che forse fino a questo momento con maggior difficoltà, insomma, si poteva pensare ad un vantaggio virgiliano, però l'azione è stata molto bella, dicevo appunto di Colonetti che in questa azione ha fatto quello che voleva Frutti, si è messo a disposizione del centrocampo, apertura per Spinale, cross e gol di Del Sante. Sì, perché Giulio il terminale offensivo deve essere Del Sante, i biancorossi magari non brillantissimi in questo primo tempo, ma troppo importante il patrimonio di questo gol a un minuto dalla fine, minuto 44, adesso aspettiamoci altri 45 minuti di grande sofferenza, tornate tra poco.